Di nuovo in diretta per affrontare un tema particolarmente sentito e dibattuto, ovvero il rinvio del blocco dei veicoli diesel Euro 5. La giunta regionale ha deciso per una proroga, per un rinvio appunto, e ci sono le parole del presidente Stefani. Stop ai mezzi con motore diesel Euro 5 nei contesti urbani superiori ai 100.000 abitanti. Il Veneto ha deciso di rinviare il blocco previsto a partire dal prossimo ottobre, che avrebbe coinvolto le città di Padova, Vicenza, Verona e Venezia. Un blocco che in caso di sforamento dei valori delle polveri sottili avrebbe avuto effetto in tutta la regione sui circa 150.000 veicoli costretti a rimanere in garage. Nonostante le critiche delle associazioni ambientaliste che spingono per l'adozione di misure che rendano migliore la qualità dell'aria, il presidente del Veneto Stefani è fermamente convinto della bontà della decisione della Giunta, con l'idea di affiancare delle misure compensative al provvedimento di cancellazione del blocco. Mi sembra giusto? A me no. Impedire a centinaia di migliaia di veneti di recarsi al lavoro solo perché non possono permettersi un'auto nuova è sbagliato. Proprio per questo abbiamo avviato l'iter per eliminare il blocco degli Euro 5 nelle grandi città. Sì, l'ambiente va difeso, ma non facendo pagare il conto a famiglie e lavoratori. La soluzione è un'altra: eliminare il blocco e prevedere altre misure che secondo le stime produrranno effetti migliori per l'ambiente. Un esempio? Più smart working per alcune categorie di lavoratori e più incentivi per la mobilità alternativa. Perché la Regione del Veneto deve essere al fianco di lavoratori, famiglie e partite IVA e non lasciare a piedi nessuno. Partenza questa mattina da Piazza Cima di Conegliano della staffetta ciclistica della memoria, un viaggio su due ruote verso la Repubblica Ceca, dove da oltre un secolo riposano ben 5.200 soldati italiani prigionieri della Grande Guerra. Lucio Zanato. Andiamo a ricordare i nostri soldati morti, coloro tra l'altro che ci hanno dato questa libertà che abbiamo oggi. Pedalare per non dimenticare. È questo lo slogan della nuova impresa di questo gruppo ciclistico in collaborazione con gli alpini di Conegliano. Una staffetta verso la Repubblica Ceca per arrivare alla città di Milovice, dove nel 1915 venne realizzato un cimitero italiano per i prigionieri della Grande Guerra. Oltre 5.200 quelli che dal campo di concentramento non tornarono, uccisi non da bombe o pallottole, ma dalla fame e dagli stenti, e che per quasi un secolo anche dall'indifferenza della madrepatria. Fino a quando un alpino coneglianese, Lignò Chies, non venne a conoscenza della triste vicenda. Cosa c'era a Milovice? Tutto del peggio che puoi immaginare. C'era anche un mezzo carro armato russo dentro in questo cimitero. Le croci erano tutte di legno buttate giù, marce, un disordine spaventoso, l'erba alta, rovi. Per anni Chies si impegnò con le penne nere affinché questi nostri soldati venissero onorati, ed oggi questo territorio italiano all'est Europa è tornato ad essere un sacrario. Come Re di Puglia. Abbiamo messo tutte le croci di marmo bianco che abbiamo fatto fare qua a Treviso. Siamo andati a questo dappertutto per i soldi. Abbiamo fatto le pulizie. Per questo la cittadina di Milovice è gemellata con Conegliano, dove è partita la staffetta della memoria. Noi faremo circa 900 km, le tappe sono 6, sono 10 giorni. Oggi partiamo, andiamo a Gemona, metà tappa, andiamo per il 50° anniversario del terremoto in Friuli e andiamo su a Tolmezzo. Poi andremo su per Lienz, facciamo Salisburgo e infine arriviamo su a Praga. Una staffetta per non dimenticare, ma anche per prevenire, con una raccolta fondi per l'acquisto di defibrillatori portatili. Con questo evento ci hanno donato e ci doneranno al loro ritorno dei defibrillatori a noi sezione di Conegliano, che poi noi vediamo come poter fare a chi ne ha bisogno, o i nostri gruppi o le varie associazioni che ci sono qui nel territorio che hanno bisogno di questi strumenti molto necessari in certi momenti. Andiamo adesso a Belluno. In apertura quello che è un vero e proprio caso anche diplomatico, trattati come schiavi, così la stampa tedesca ha raccontato il lavoro nelle gelaterie italiane in Germania. Protesta il sindaco di Val di Zoldo Camillo De Pellegrin. Il territorio zoldano è da sempre la terra dei gelatieri, dei migranti. L'attacco è durissimo.
Io sono letteralmente basito, anche perché sono figlio di quella storia. Io sono figlio di gelatieri in Germania, quindi penso titolato a poter dire che siamo di fronte a un attacco che probabilmente muove anche un po' le sue basi da quanto l'Italia ha fatto in questi ultimi anni rispetto all'abuso della cittadinanza italiana, no? Ci ricordiamo tutti il decreto Tajani, quindi questo sicuramente incide. È una storia che parte dal bellunese e arriva fino al Brasile, passando per le gelaterie tedesche. La Süddeutsche Zeitung racconta il mondo delle gelaterie italiane in Germania attraverso le testimonianze di lavoratori brasiliani, molti dei quali discendenti degli emigrati italiani e oggi cittadini italiani. In Germania siamo trattati come schiavi, raccontano al quotidiano, stigmatizzando turni fino a 12 ore al giorno, stagioni da marzo a ottobre, un solo giorno libero alla settimana. Ma per Camillo De Pellegrin, sindaco di Val di Zoldo, questa rappresentazione è inaccettabile. Sono molto dispiaciuto perché in realtà conosco persone che lavorano oriundi, quindi insomma cittadini brasiliani con la doppia cittadinanza, quindi anche quella italiana, che naturalmente vengono in Germania, che hanno una collaborazione da anni con le nostre realtà lavorative, e quindi diciamo che mi sorprende, mi delude molto l'atteggiamento che ha questo giornale tedesco. De Pellegrin da anni porta avanti la battaglia sulla cittadinanza, perché Val di Zoldo è stato infatti uno dei comuni più esposti alla valanga di richieste di cittadinanza iure sanguinis, arrivate soprattutto dal Brasile. Ed è proprio qui che l'inchiesta tedesca riporta la storia al suo punto di partenza, perché molti dei lavoratori brasiliani raccontati dalla Süddeutsche Zeitung hanno un passaporto italiano. Sono i discendenti degli italiani immigrati in Brasile tra 800 e 900. A Urussanga, nel sud del paese, secondo il reportage, migliaia di persone partono ogni anno per la stagione nelle gelaterie tedesche. A colpire De Pellegrin la foto a corredo del reportage che mostra una lavoratrice con la divisa da carcerata, lettura che il sindaco di Val di Zoldo respinge con forza. Siamo andati un po' oltre e credo che anche altri debbano agire per dimostrare a voce molto ferma il disappunto e la gravità di questa azione da parte della Süddeutsche Zeitung. De Pellegrin si è subito messo in contatto con il sindaco di Longarone Roberto Padrin e con il presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo Oscar De Bona, perché nel reportage emerge con forza una storia di emigrazione profondamente bellunese, il Vajont, il legame fra Longarone e Urussanga e la tradizione del gelato della Val di Zoldo. Sono argomenti che non si può non trattare con la dovuta sensibilità e tenerli come un piccolo tesoro umano, no? Poi però appunto c'è tutta l'altra storia, tutto quello che è successo dopo, bisogna saper sempre distinguere e non buttare mai via il bambino con l'acqua sporca, però qui mi pare che c'è più acqua sporca che bambino, da quello che vedo. Il fronte del maltempo nel bellunese, sorvegliate speciali sono le frane, soprattutto le frane, in particolare quella di San Vito di Cadore, la frana dalla Croda Marcora. Nelle scorse ore si è attivato l'allarme. Partiamo da San Vito, dalla colata inarrestabile che scende dal versante di Croda Marcore, che tiene col fiato sospeso ad ogni temporale. È così dagli eventi clamorosi dell'estate 2025 e oggi, grazie ai lavori realizzati negli scorsi mesi, i sistemi di allertamento collegati a impianto semaforico sulla 51 di Alemagna all'altezza di Pontevenco sia nelle condizioni di prevenire il peggio. È accaduto giovedì nel primo pomeriggio e di nuovo in mattinata, come mostra il video postato dalla collega Nives Milani di Radio Cortina. Dalla scorsa serata ANAS ha emesso un avviso in via precauzionale di temporanee chiusure della statale 51 di Alemagna, almeno fino a quando permarranno condizioni meteo di diffusa instabilità. Nel pomeriggio il bellunese è stato attraversato da temporali che hanno segnato un repentino cambio di passo, termometri giù di oltre 10 gradi con valori pressoché pari alle medie del periodo. I vigili del fuoco sono stati impegnati per interventi di rimozione rami, piante e pietrisco sulla sede stradale in diverse zone della provincia. In mezzo c'è l'allarme di Lega Ambiente sul ghiacciaio della Marmolada che arretra e le Dolomiti in sofferenza con il permafrost che si degrada rendendo i versanti sempre più instabili. Il mese di luglio è stato eccezionalmente caldo in quota con lo zero termico oltre i 4.000 metri e la crisi dei ghiacciai investe anche la disponibilità estiva di acqua. Lega Ambiente ha chiesto alla Regione Veneto di accelerare l'approvazione della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici avviata avviata nel 2021 e ancora in attesa di iter conclusivo.
L'accesso al parco fluviale di Lambioia ancora interdetto da Transenne, nonostante annunci e dichiarazioni rese dalla Giunta de Pellegrina anche al nostro telegiornale. Una beffa per turisti e cittadini che in questi giorni protestano per il divieto anche di transito alle rive di Piave e Ardo. Sempre Tiziana Bolognani. Omettere la verità e le promesse fatte ai cittadini Massimo Garzotto, a capo del gruppo misto a Palazzo Rosso, ne fa una questione di principio. Verità e trasparenza pagano sempre, le menzogne no, dice, respingendo così al mittente l'accusa di avere diffuso notizie false sullo stato del parco fluviale di Lambioi da Lorenzo Bortoluzzi, capogruppo di Belluno al Centro. Io non accetto le offese, è giusto che ci sia un contraddittorio, è giusto parlarne, ma la situazione è sotto gli occhi di tutti. Situazione oggetto di un'interrogazione a risposta scritta presentata da Garzotto a fine luglio, focus su ritardo del cantiere, questione laghetto, gestione e costi per l'area. Il 31 luglio il cantiere si è concluso, un'impresa incaricata ha provveduto agli sfalci, ma l'impressione che se ne ricava è di un parco abbandonato. Adesso cosa succede? Succede che ci consegnano un parco che loro continuano a chiamare Lambioi Beach parco fluviale, ma che non ha niente di tutto ciò. Io lo chiamerei il parco Emilio 2. Perché i muraglioni del Piave non ci sono. Ho fatto una domanda, mi hanno chiesto se avevano parlato col Demanio per vedere di riaprirli, com'era prima di Vaia. Mi è stato detto di no, avevano promesso la piscina naturale dove sempre lo stesso capogruppo di maggioranza ignora il fatto, non ne parla, magari ti mette la foto del vialetto, però ignora questa promessa. Allora voglio dire, è meglio essere chiari e dire le cose. Spetterà al futuro gestore, individuato da apposito bando preparato dagli uffici comunali, accollarsi i costi di avvio e di manutenzione di tutta l'area, escluso con ogni probabilità il famoso laghetto, presentato nei render esposti dall'ex assessore Franco Roccon come una piscina naturale, di fatto una vasca di accumulo in caso di piene del Piave. Se mi annega un bambino dentro, che lì non c'è nessun divieto di balneazione o recinzione come sul laghetto del Nevegal, e se per caso quella pozza quest'inverno ghiaccia e qualcuno va a divertirsi, a pattinare sopra e mi finisce dentro, chi è responsabile? Il sindaco, il Demanio, il gestore? Domande ancora senza risposta, interlocuzioni con il Demanio sembra in itinere, ma di cui non v'è certezza. Voglio solo rimarcare che quando si fa una promessa non sempre si potrà mantenere. Io non lo metto in dubbio che non è facile, però tu non puoi promettere ai cittadini che verrà fatto il Lambioi Beach come era prima, che verrà fatta questa piscina naturale, non puoi promettere ai cittadini che per il settembre 2026 il polisportivo sarà pronto per la Dolomiti Bellunese, poi non è così, idem per il laghetto del Nevegal. Allora voglio dire, ogni tanto mettiamoci un attimo di umiltà. Per me adesso sapere che riaprono il parco che nulla ha a che fare con un parco fluviale, sono un po' così perplesso. Non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né dalla Marca trevigiana. È tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.